Vangelo secondo Luca, capitolo 17. O scandalo. Gesù ricetta ancora a tutti i discepoli suoi: i scandali in coppa a sta terra ci staranno sempre, ma guai a quelli che scandalizzano all'altro. E assai meglio per questo si laten ci mettessero una mole centimale in canna e buttassero in do zuffunno romano, piuttosto che scandalizzasse una di questi piccirilli. Perché essa veriga, tenete buono l'occhio aperto, uguale a voi stessi. A correzione: se un fratello tuo ti fanno torta, fanci pure una cazziata, ma se questo si pente e ti dimanda scusa, tu perdonalo. Eppure se questo avesse a peccare 7 volte al giorno contro te e 7 volte al giorno ti dicesse perdonami perché mi sono addonato che ho sbagliato, tu la perdona sempre. A potenza la fede. Sentendo quello che Gesù aveva detto, tutte e due ci ricettano: Signore, fa grande fede in ognuno di noi. Gesù rispondette dicendo: pure se voi tenisse la fede quanto una ceniera senepe, potreste dicere a chi stupere e cevazze, srara da qua e vatta a chiantare a mare. Chiste lo staria subito a sentire. O tu vero lo serve buono. Chi voi ricetta ancora Gesù, se tiene un servo che si trova a zappare a terra e a pascere e pecore, quando chiste torna rinda a terra, roba una giornata di fatica, le dice: vieni subito qua, mettiti a tavola insieme conmigo. Non le dicerà che tu stai lavati prima, cagna di panna a cuola e apparecchi la cena, fammi mangiare e bevere prima a me, e poi quando avrai venuto a mangiare io, mangerai e beverai pure tu. O padrone suo si sentirà forza obbligata, mezzo a chi lo serve, perché chi ha messo in pratica tutte le comandi che ha avuto. La stessa cosa succede pure con voi. Quando avrete fatto tutto quello che aveva fatto, avete a dicere: stiamo a casa solo per te servire. Abbiamo fatto solo tutto quello che avevamo fatto. E riesce le bruse. Mentre Gesù si indirizzava verso la città di Gerusalemme, passando per l'inda Galilea e per l'inda Samaria, trasette l'inda un paesiello, e là si accostava vicino a essa e riesce le bruse. Si fermava poco lontano a essa, e a Lucana forte le ricettano: Gesù, abbi pietà di noi. Gesù, un frommo e veretta, avette pietà di loro e ricette: iate e ha presentato innanzi ai prieti. Succedette che antaramente chi le bruse camminavano ancora per mezzo alla via, furono sanate. Solo uno e loro, vedendosi sanate, tornarono a votare a rete, alludando e glorificando a Dio con la voce aiapete, e si portai che la faccia in terra innanzi ai piedi Gesù, per ringraziare. Questo era un samaritano, e Gesù, vedendo solo che questo, venette, ricette: ma non sono state sanate tutte e 10, e chi là del 9 dove stanno? Non si è trovato nessuno più che fosse tornato a rete per ringraziare Dio, a fuori a chista, che è pure un forastiero. Poi ricetta a chista: aizzate e vattene a casa, perché la fede tua ti ha fatto sta buona. Gesù ha ritornato glorioso in due regni suoi. Certi farisei si accostavano a Gesù e le ricettano: Maestro, quando venire il regno di Dio? E Gesù, rispondendo a loro, ricette: o regno di Dio non viene in una maniera spanfiante. Nessuno potrà mai dicere o viccanna o villanna, perché il regno di Dio sta già in mezzo a voi. Poi ricette ancora a tutte e due: vendrà un giorno che voi desiderate vedere pure uno solo tutti gli onero figli dell'uomo, ma non lo vedrete più. Tanto parecchia gente vi diceranno o viccanno o villanno, ma voi non mi avete addostate e non correte a nessuno, perché come un lampo fa l'umano capanata o cielo, a così sarà pure venuto il figlio dell'uomo in 2 giorni suoi. Ma prima che questo giorno il figlio dell'uomo avrà male per te e sarà agnata tutta questa serpegno. E come succedette in 2 tempi di Noè, la stessa cosa succederà pure quando verrà nata il figlio dell'uomo. La gente tanto mangiavano, bevevano, censuravano, si ammaratavano,
zino a quando Noè non trasette rinda all'arca. E poi venette l'illuvia e murettero tutto quanto. La stessa cosa succette pure il tempo di Lot. Pure tanto tutta quella gente mangiavano, bevevano, accattavano, prendevano, che andavano a arbore, fravagavano a casa. Zino a chi lui giorno che Lot scetta rinda la città di Sodoma. Mentre la satta scenette a giro fuoco e zuffa e facette morire a tutto quanto. La stessa cosa succederà pure rinda a chi lui giorno, quando il figlio dell'uomo tornerà un'altra volta in coppa a sta terra. Tanto, se qualcuno si troverà in coppa all'astica a casa sua, non scendesse rinda a casa per sapere cosa sua. E se uno si troverà rinda a massaria a faticare, non tornasse più a rete un'altra volta. Non vi scordate mai la fine che facette la moglie di Lot. Chi cerca di salvare la vita sua perderà. Chi invece darà la vita sua per me, salverà tanta vita sua. E vi dico pure questo, rinda che la nottata, se due e loro staranno rindo stessa dieta, una sarà pigliata e l'altra sarà lassata. Se due femmine staranno insieme a macinare rindo stessa pizza, una sarà pigliata e che l'altra lassata. Se due uomini staranno insieme a zappare rindo la stessa terra, uno sarà pigliata e l'altra sarà lassata. E tanto tutte le discepoli suoi la dimandarono: Signore, ma tutte queste cose a dove succederanno? A dove stanno i corpi morti, là si accucchieranno pure l'avvoltoio, rispondette Gesù.